Grazie Tommaso, cambiamo tema, un sostegno alle famiglie, in particolar modo al settore artigiano, è quello che oramai da 10 anni sul fronte sociosanitario offre Sani in Veneto, un fondo integrativo regionale divenuto oggi più che mai fondamentale. Sentiamo. Con l'obiettivo di contribuire a sostenere le spese sociosanitarie di lavoratori e imprese con aiuti e risposte mirate nei confronti degli artigiani della nostra regione, Sani in Veneto ha presentato oggi il suo quarto bilancio sociale. Fondo di assistenza integrativa regionale per i dipendenti delle imprese artigiane, nato 10 anni fa e costituito da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGL, CISL e WIL. Sani in Veneto, come emerso dall'incontro andato in scena a Mogliano Veneto, nel Trevigiano, è oggi sempre più importante per gli oltre 132.000 iscritti, ai quali sono stati erogati nell'ultimo anno 13,6 milioni di euro. Sani in Veneto continua a crescere e le sue liquidazioni nel 2022 hanno superato i 13 milioni di euro per 260.000 richieste. In particolare quest'anno ricorre anche i 10 anni di attività e quindi abbiamo scelto anche di rappresentare i dati dal 2013 dell'attività del fondo. Ecco allora che il fondo ha liquidato più di 60 milioni di euro e più di 1,5 milioni di prestazioni. Convenzionato sia con la sanità pubblica e in particolare con l'ULSS Otto Berica di Vicenza e con l'azienda ospedaliera universitaria di Padova, ma anche con quella privata, Sani in Veneto ha scelto di guardare con particolare attenzione, visti i tempi attuali, anche alla non autosufficienza, al supporto psicologico, specie dopo i 3 anni di pandemia e specie dopo gli oramai costanti rincari economici in ogni settore. In questi momenti in cui la situazione economica che affrontano le famiglie è un po' precaria, avere un sostegno e un rimborso diventa veramente essenziale e quindi credo che il nostro ruolo sia anche per il futuro veramente essenziale. Tante le necessità attuali, molte le sfide future. Le sfide sono quelle di offrire i servizi di cui soprattutto le famiglie hanno bisogno, perché nel nostro Paese, a differenza di altre realtà, le persone non autosufficienti sono spesso e volentieri a carico delle famiglie. Pensare a dei servizi che possono essere di aiuto e di ausilio sia per quanto riguarda la parte sanitaria sia per quanto riguarda la parte sociale è fondamentale.